Bentornati allo stadio Silvio Piola, benvenuti a Pro Vercelli Vicenza, 17ª giornata del campionato di Serie B Win, stadio che è stato nuovamente arredato e allestito per ricordare non soltanto l'illustre calciatore del passato a cui è dedicato Silvio Piola, ma anche la storia con i 7 scudetti della Pro Vercelli, che presenta 4 cambi rispetto alla squadra battuta a Varese, con i ritorni di Ranellucci, Sini, Di Piazza, prima volta come titolare, e Tiribocchi. Davanti a Valentini nel 4-3-3 di Camolese ci saranno in difesa Cancellotti, Ranellucci, Masi e Sini. A centrocampo Rosso e Spinale Scavone, in attacco Fabiano, Tiribocchi e Di Piazza, in panchina Miranda secondo portiere, e poi Modolo, Caridi, Iemmello, Bencivenga, Germano e De Silvestro. Questa è la formazione di Camolese, che ha squalificato Cosenza, sempre assente a centrocampo, Appelt per infortuni a una gamba, sono fuori anche Innocenti e Marconi, grave l'assenza all'ultima ora anche di Scaglia per un trauma contusivo distorsivo al piede sinistro. Nel Vicenza 3 novità rispetto alla squadra che ha pareggiato ad Ascoli, con i ritorni di Padalino, Giani e Plasmati. Davanti al portiere Pinsoglio i difensori saranno Padalino, Giani, Camisa e Di Matteo, a centrocampo Pinardi, Giandonato e Castiglia, in attacco Semioli, Plasmati e Malongà, in panchina Fortunato secondo portiere, e poi ci sono anche Brighenti, Pisano, Mustacchio, Lo, Giacomelli e Maiorino. Squadra in campo, la direzione arbitrale è affidata a Riccardo Pinzani di Empoli, 34 anni, 15 presenze in A e 95 in Serie B, con lui gli assistenti Ciancaleoni e Valeriani e il quarto uomo Giovani. Dicevamo delle assenze della Pro Vercelli, con Scaglia che è stato l'ultimo ad arrendersi per un trauma contusivo distorsivo. Nel Vicenza è squalificato Martinelli e sono indisponibili Rigoni, Gavazzi, Gentili, Coser e Latco. Tornano disponibili Plasmati, che riprende il suo posto come titolare, e Giacomelli. Avete visto inquadrato Giancarlo Camolese in maglia bianca e pantaloncini neri la Pro Vercelli, in maglia verde il Vicenza. Un Vicenza che è in serie positiva perché dopo la sconfitta interna con il Lanciano, che risale al 3 novembre, sconfitta per 1-0, sono arrivati 5 punti in 3 partite grazie al 2-2 di Cittadella, il 2-1 interno sul Novara e lo 0-0 di Ascoli. Un Vicenza che sta, soprattutto grazie alla vittoria sul Novara, ritrovando l'autostima. Non la stessa cosa si può dire per Camolese, che viene da 4 sconfitte consecutive. L'ultima vittoria 1-0 sullo Spezia il 30 ottobre, gol di Scaglia che oggi è assente. Poi le sconfitte di Empoli per 2-1, in casa con il Modena per 2-1, 2-0 con il Crotone e 2-0 a Varese. Ci sono state polemiche per il comportamento dell'arbitro proprio nella sconfitta di Varese, l'espulsione di Cosenza, che purtroppo è stato ancora protagonista in negativo dopo il pisticcio con il compagno Miranda che gli era costato la tribuna il sabato prima. Stavolta Cosenza si è fatto espellere al primo contrasto con Martinetti a gara appena iniziata, costringendo i suoi compagni a remare in salita. La Pro ha retto bene, ma poi ha subito i gol di Nadarevic e De Bagua. Sta andando bene la prima esperienza vicentina di Roberto Breda, che l'anno scorso era a Reggio Calabria, fu esonerato e poi richiamato ad aprile. Vedremo quale sarà la reazione stasera. Pro Vercelli, ricordiamo, terzultima con 11 punti, il Novara a 10, il Grosseto è 8, la Pro può allungare e in caso di vittoria raggiungere a quota 14 il Lanciano e la Regina, che sarà impegnata nel posticipo del Granillo lunedì sera alle 20:45 contro il Crotone. 17 punti invece per il Vicenza, che ha la stessa quota del Crotone e che ha sotto di sé appunto Cesena 16, Regina e Lanciano 14, sopra di sé Ternana e Ascoli 18, Bari 19. In caso di vittoria il Vicenza salirebbe a quota 20. Sarà proprio la formazione allenata da Roberto Breda a dare il calcio d'inizio di questa sfida. Ricordiamo 4 novità di formazione nella Pro Vercelli, 3 nel Vicenza. Fischio d'inizio di Pinzani, si parte con il Vicenza che ha giocato il pallone all'indietro e lo lancia subito a cercare l'inserimento di Plasmati. Malongà, che è il miglior realizzatore della squadra vicentina, con 6 gol all'attivo, 6 gol sui 16 complessivamente messi a segno dalla formazione di Breda. Qui c'è Cancellotti che si sbarazza subito del pallone, salta Di Piazza in mezzo a 2 avversari, ha recuperato il Vicenza, messo fuori Giani, la rimessa laterale è in favore della Pro, che dicevamo risponde al 4-3-3 del Vicenza con uno schema analogo. Plasmati torna a fare la punta centrale con Semioli e Malongà agli esterni. Qui c'è l'attacco di Di Piazza che non riesce a passare
pallone che è finito fuori, la rimessa laterale sarà del Vicenza. Già pronto Luca Di Matteo, ha provato la scivolata Simone Tiribocchi, finora al di sotto delle aspettative il suo rendimento, sta deludendo Tiribocchi anche per il suo passato a livello di Serie A, ci si aspettava un rendimento diverso, invece Tiribocchi ha segnato soltanto una rete in 13 partite, tra l'altro manca un vero e proprio bomber alla Pro che ha a quota 2 Fabiano, Iemmello e Scaglia, e poi 7 giocatori che hanno segnato una sola rete in campionato, tra cui appunto Simone Tiribocchi. Pronto a battere Fabiano, si è rialzato Rosso, centrocampista che gioca davanti alla difesa. Anche naturalmente a Tiribocchi, tutti sulla linea dell'area di rigore, è in fuorigioco Tiribocchi, pallone che è stato allontanato sul calcio di punizione di Fabiano, difende ancora Fabiano il pallone, prova a fermarlo Semioli, ha giocato all'indietro Fabiano, poi Plasmati cerca di andarsene di forza, il retropassaggio di Simone Sini al suo portiere Valentini, subito il rinvio di Piazza, non ce l'ha fatta a servire Tiribocchi, può ripartire il Vicenza, la possibilità per Malongà, ex attaccante del Cesena, si mantiene sulla sinistra, il pallone non è arrivato, ci sarà rimessa laterale ancora in favore del Vicenza. Quadrato Franco Semioli, rimessa effettuata verso Pinardi. Padalino, insiste lo svizzero Padalino, è stato fermato, poi sul pallone messo in mezzo il rinvio di Masi, è stato fermato Pinardi che è il capitano del Vicenza, ancora una rimessa laterale per la squadra di Camolese. Come variazione rispetto alla formazione prevista c'è Nicolas Giani, maglia numero 13, al posto di Pisano, coppia centrale Camisa Giani. Qui lancio verso Tiribocchi, è stato fermato dal colpo di testa di Camisa, fuori gioco, intanto sbandierato nei confronti di Semioli, il lancio era stato di Padalino, ci sarà calcio di punizione in favore della Pro Vercelli, è pronto a battere Valentini che ha giocato il pallone verso Masi. Ranellucci, 3/4 della difesa della Pro Vercelli sono del 92, Cancellotti, Alberto Masi e Simone Sini, questi ultimi due in prestito rispettivamente da Juventus e Roma, due ragazzi molto promettenti. Sini esordì l'anno scorso nel Lecce di Gigi De Canio a San Siro in Serie A. Ranellucci, il capitano della Pro Vercelli, lancio in profondità per lo scatto di Di Piazza, alla fine è arrivata la deviazione in fallo laterale proprio da parte di Giani, con le mani Espinal, ora Espinal, tocco all'indietro da parte di Rosso, insiste Rosso, prova a cercare ancora Espinal, contrasto con Di Matteo, palla recuperata dal Vicenza, può ripartire con Giandonato. Semioli fa vedere centralmente il capitano Alex Pinardi. Ci sono 3 ritorni nel Vicenza, quelli di Padalino in difesa insieme a Giani e quello di Plasmati centro dell'attacco. Di Matteo, un attacco irregolare da parte di Rosso, si lamenta per la pallonata che ha ricevuto dall'avversario Luca Castiglia. Calcio di punizione a favore del Vicenza, già battuto da Giani verso Di Matteo. Tocco all'indietro di Giandonato. Giani, Camisa, ancora Di Matteo. Giandonato, Malongà, Pinardi di prima all'esterno destro, fa viaggiare il pallone sulla destra, controllo da parte di Cancellotti che poi subisce fallo da parte di Di Matteo. Calcio di punizione, il fallo su Cancellotti da parte di Di Matteo, pronto a battere Valentini. Vicenza che viene da una grande partita di contenimento ad Ascoli, mancavano giocatori importanti, Plasmati, Giacomelli, Gentili, e dal 21esimo del primo tempo il Vicenza era rimasto in 10 per l'espulsione di Martinelli, si è difeso molto bene, portato a casa un punto prezioso
in uno scontro diretto, punto che ha consentito di allungare la serie positiva. Ricordiamo 5 punti nelle ultime 3 partite per la squadra di Breda. La rimessa laterale di Espinal, lo scambio con Rosso, ancora prova a mettere dentro, c'è Tiribocchi, scavalcato però da questa traiettoria alta. Pinsoglio, il grande protagonista dello 0-0 di Ascoli, non ha sbagliato un pallone in presa alta e anche grazie al palo è riuscito a tenere la sua porta imbattuta. Rimessa laterale per il Vicenza con Semioli, scambio con palla che poi viaggia all'indietro, lo scambio era con Pinardi. Gianni, Camisa, lancio dell'ex difensore del Lecce a cercare Plasmati, stava arrivando Pinardi, fallo in attacco da parte di Plasmati e calcio di punizione. Curiosamente queste due squadre hanno avuto 2 espulsi proprio in apertura di partita nell'ultima giornata di campionato. Uno è stato Cosenza proprio al primo minuto di gioco e al 21esimo invece Martinelli per quanto riguarda il Vicenza. Pronto a battere Valentini, il calcio di punizione per la Pro Vercelli. 7° minuto, 0-0 al Silvio Piola con il lancio verso Espinal. Ancora un tentativo da fuori, la palla che termina sul fondo. Conclusione di Fabiano, pericolosa, la palla si abbassa all'ultimo sul tiro di Fabiano. Era comunque nello specchio della porta e controllava con sicurezza Carlo Pinsoglio. Primo pericolo, comunque primo brivido per la porta vicentina sul tiro di Fabiano. Espinal, Tiribocchi, Fabiano di piazza, prova ad inserirsi a vuoto, sta arrivando Tiribocchi, Tiribocchi sinistro e palla sul fondo con grande deviazione di Pinsoglio. Tiro che ha picchiato sul palo esterno, ma è stato bravissimo Pinsoglio ad aspettare fino all'ultimo per lanciarsi. Un'altra parata strepitosa di Pinsoglio che accompagna il pallone sul palo. Tiribocchi è andato vicino al gol dell'1-0, grande intervento di Pinsoglio e deviazione sul palo. Adesso seguiamo il calcio d'angolo sul quale si porta in avanti anche Masi, è salito anche Scavone, ecco lo spiovente, colpo di testa che termina fuori, è di Vinicio Espinal. Prima vera pallagol dell'incontro dunque per Simone Tiribocchi, il suo sinistro viene deviato da Pinsoglio sul palo, grande intervento del portiere del Vicenza su Simone Tiribocchi. È andata a un passo la Pro Vercelli dal vantaggio. Adesso il rinvio di Pinsoglio. Espinal, movimento di Piazza, prova a calciare da fuori ed è la terza conclusione nello spazio di 1 minuto da parte dei giocatori della Pro Vercelli, che appena vedono un po' di spazio libero vanno subito a cercare il tiro in porta. La conclusione è stata di Matteo Di Piazza. Non ha avuto un avvio di stagione facile Di Piazza a Vercelli, era finito a giocare anche con la Primavera per quanto riguarda naturalmente la gestione camolese. Oggi viene lanciato per la prima volta come titolare Matteo Di Piazza. Qui Tiribocchi, Di Piazza tagliato fuori dal passaggio del compagno, può organizzare la manovra il Vicenza con Di Matteo. Ancora Di Matteo, c'era Giandonato accanto a lui, ha preferito giocare all'indietro su Camisa. Ancora Pinsoglio, col sinistro Pinsoglio a cercare la testa di Plasmati, che è stato però anticipato da Rosso. Di Matteo recupera, Gianni va ancora dal suo portiere Pinsoglio, grande protagonista poco fa con la deviazione sul tiro di Tiribocchi, palla deviata sul palo dal portiere del Vicenza, salta Plasmati, pallone giocato all'indietro da Castiglia, ancora Plasmati. Pinardi lascia passare per Semioli, ancora Pinardi, prova a mettere dentro Pinardi, non arriva Plasmati, stava per diventare un tiro in porta, sorpreso dal mancato intervento di Plasmati il portiere Valentini. Palla sul fondo e qui rivediamo l'esterno di Pinardi, palla che non chiude verso l'angolo, ma comunque una bella risposta del Vicenza alla palla gol di Tiribocchi con questo tiro cross velenoso di Alex Pinardi, sul quale non è intervenuto Plasmati. Sarebbe bastato toccarlo questo pallone per vederlo probabilmente in fondo alla rete. Non ce l'ha fatta ad arrivare Plasmati, ma Valentini ha tremato ugualmente. Tiribocchi,
Calcio di punizione guadagnato dalla Pro Vercelli per fallo di Padalino anzi di Camisa. Camisa interviene su Tiribocchi, lo mette giù, calcio di punizione per la Pro Vercelli. Pronto a battere Rosso. Va bene, però c'è anche Fabiano. Allora potrebbe essere Fabiano a cercare di mettere il pallone dentro perché Rosso si è allontanato. Eccolo inquadrato, Gianni Fabiano. Al centro dell'area di rigore è salito anche Masi, c'è anche Di Piazza, c'è anche Scavone. Scrivente di Fabiano troppo corto, palla che taglia tutta l'area di rigore, la porta fuori ma se la allunga in maniera un po' ingenua Dominique Malonga, che ha anche qualche problema con quello scatto. Adesso sta zoppicando Dominique Malonga, si accascia a terra l'attaccante francese ex Cesena e Camolese chiede ai giocatori della Pro di buttare il pallone fuori perché c'è a terra Dominique Malonga. Continua a giocare la Pro Vercelli. Espinal, Cancellotti, Ranellucci, Rosso. Momentaneamente in 10 il Vicenza, è fuori Malonga infortunato. Cancellotti, Fabiano è stato fermato, Plasmati va giù, calcio di punizione, il fallo è di Rosso e c'è il giallo. Primo cartellino del pomeriggio, il destinatario è Andrea Rosso che è andato direttamente sull'uomo, si trattava di Plasmati. Primo cartellino giallo dunque per Rosso, che non è tra i diffidati. Fatto bene l'arbitro, intervento decisamente sull'uomo da parte di Andrea Rosso, che è il primo ammonito della serata. Calcio di punizione, trattandosi poi del mediano che gioca davanti alla difesa, sarà sicuramente condizionante questo cartellino per Rosso. È pronto a rientrare Malonga, ha qualche problema anche per Plasmati dopo l'intervento di Rosso, ma rientra Malonga, ristabilita la parità numerica, è pronto a battere Gianni. Camisa, ancora Gianni, Camisa, Pinardi, di nuovo Camisa, vuole uscire senza scoprirsi il Vicenza, qui Di Matteo non ce l'ha fatta però a recuperare Castiglia e allora parte il lancio per Di Piazza. Di Matteo era stato bravo nell'anticipo, Gianni di testa, Castiglia, Gianni che rinvia scaraventando il pallone in tribuna, mentre sembra di capire che Malonga non ce la fa, deve essere sostituito. Primo cambio in arrivo per il Vicenza, sfortunato Malonga, miglior realizzatore della squadra di Breda, 6 gol all'attivo in questa stagione. Ha chiesto il cambio Malonga, che non sta partecipando al gioco e quindi dovrà essere sostituito. Si continua a giocare con l'iniziativa da parte della Pro Vercelli, che attacca con Cancellotti. Ora Cancellotti, una deviazione, angolo. Calcio d'angolo in favore della Pro Vercelli. Il Vicenza è sempre senza Malonga, è pronto a battere Fabiano dalla bandierina. Palla dentro, colpo di testa e gol dell'1-0. Gol dell'1-0. Il vantaggio con la firma di Scavone. 1-0 Scavone, ha segnato in mischia la rete di Scavone esattamente al 15° del primo tempo. E Scavone porta in vantaggio la Pro Vercelli. Si tratta del primo gol in campionato per Manuel Scavone. Al quarto d'ora del primo tempo, Pro Vercelli in vantaggio. Colpo di testa in mezzo all'area di rigore, Scavone non perdona, mentre è pronto ad entrare Brighenti al posto di Malonga. Primo cambio dunque da parte del Vicenza, con Brighenti che prende il posto di Malonga. Il gol di Scavone, 15° del primo tempo, vale anche come momento della sostituzione per lo sfortunato Malonga e dunque Scavone ha portato in vantaggio la Pro Vercelli. Si tratta del suo primo gol in questo campionato, potrebbe essere davvero molto importante perché sblocca
la situazione in un momento non facile della stagione. L'ex centrocampista del Bari è al suo terzo gol in 52 partite di Serie B, al primo in campionato. La risposta del Vicenza con il lancio verso Plasmati, prova a mettere giù Plasmati, c'è stato il rinvio da parte di Ranellucci, ancora il Vicenza con Pinardi, Di Matteo, Pinardi, prova a mettere dentro Pinardi, l'ottima uscita di Valentini sulla testa di Plasmati e dunque la Pro Vercelli si è portata in vantaggio, non segnava da 2 partite, dalla sconfitta per 2-1 con il Modena, nelle ultime 2 non ha segnato, 0-2 in casa con il Crotone, 0-2 a Varese. Cancellotti che controlla, prova ad andarsene, rimessa laterale che è stata già effettuata, che adesso ce ne sarà un'altra ancora in favore della Pro Vercelli. Guadagnato un'altra rimessa e Spinal, invece l'ultimo tocco è suo. La rimessa adesso al Vicenza, scambio tra Di Matteo e Pinardi, ancora Pinardi, prova a prolungare per lo scatto di Castiglia, ha allontanato Ranellucci, a vuoto Gianni, corre Tiribocchi e poi l'intervento di Tiribocchi su Camisa per la rimessa laterale che è stata già effettuata. Di Matteo, Di Piazza prova a liberarsi, Di Matteo all'indietro per Gianni, ancora Di Matteo, fatica ad uscire il Vicenza, alla fine calcio di punizione in favore del Vicenza, dunque da 3 minuti è in vantaggio la Pro Vercelli con Scavone, bella deviazione all'interno dell'area di rigore su calcio d'angolo, adesso è pronto a battere Pinsoglio. Colpo di testa di Ranellucci, ha fischiato Pinzani, calcio di punizione che è in favore della Pro. E vediamo, fallo commesso ai danni di Ranellucci, batte lui il calcio di punizione cercando Masi. Ranellucci, palla lunga verso Tiribocchi, anche verso Di Piazza, Fabiano, insiste Fabiano, sta arrivando Semioli, la rimessa laterale è del Vicenza, rimessa laterale in favore del Vicenza. Finora grande aggressività da parte della Pro Vercelli, è riuscita prima a sfiorare il gol con Tiribocchi, bell'intervento di Pinsoglio, e poi a passare in vantaggio grazie a Scavone. Fermato Semioli, Sini, il rinvio da parte di Masi e poi l'intervento falloso di Giandonato per un altro calcio di punizione in favore della Pro Vercelli, che schiera accanto a Tiribocchi 2 giocatori molto rapidi, imprevedibili e bravi anche a scambiarsi la posizione e perciò a togliere punti di riferimento alla difesa vicentina. Naturalmente si parla di Fabiano numero 10 e di Matteo Di Piazza numero 7. Attacco di Sini, l'anticipo di Camisa, Plasmati, palla è stata controllata da Castiglia, Semioli, Giandonato, cambio di gioco verso Pinardi che è venuto a giocare a sinistra, ancora Pinardi, insiste Pinardi, prova a liberarsi, poi l'appoggio sulla destra, la conclusione da fuori è stata respinta, il tiro era di Padalino, cross a cercare Plasmati, la palla che passa, c'era anche Pinardi a inserirsi, passato a fare il difensore centrale, il nuovo entrato Brighenti, con l'avanzamento di Padalino sulla linea dei centrocampisti e Pinardi un po' più avanti per dare una mano a Plasmati. Deve salire il Vicenza, sta perdendo per 1-0 con la rete messa a segno da Scavone al quarto d'ora del primo tempo. È pronto a battere Cancellotti. Si è allontanato, ha lasciato la battuta a Ranellucci. Rinvio da parte di Matteo, terminato in fallo laterale per la rimessa della Pro con Sini.
difesa di Simone Sili, lo scatto di Scavone, c'era anche Tiribocchi sul pallone, la palla è stata messa giù proprio da Manuel Scavone, prova a cercare Di Piazza, passato il pallone che Di Matteo ha controllato senza toccare per la rimessa dal fondo. Pinsoglio, 21esimo del primo tempo allo stadio Silvio Piola, vantaggio Pro Vercelli. Abbiamo rivisto il gol realizzato da Scavone, primo tocco di Tiribocchi e secondo di Scavone all'interno dell'area di rigore, una splendida combinazione aerea con la rete di Scavone che porta in vantaggio la Pro Vercelli. Masi, Scavone se ne va benissimo, superato Brighenti, c'è già Tiribocchi al limite dell'area, la palla passa al velo di Tiribocchi, sfiora il 2-0 la Pro Vercelli, l'ottimo velo di Matteo Di Piazza per Simone Tiribocchi, palla sul fondo ma splendida azione della Pro Vercelli. Eccolo il velo di Piazza, colpisce a botta sicura Tiribocchi, manda il pallone fuori non di molto, aveva cercato l'angolino, tiro di precisione di Matteo Tiribocchi e palla sul fondo. Finora a livello di conclusione in campo c'è solo la Pro Vercelli, un palo colpito da Tiribocchi su splendida deviazione di Pinsoglio dopo un suo tiro, il gol di Scavone su assist di Simone Tiribocchi e adesso l'occasione del 2-0 fallita proprio dall'attaccante romano, che comunque finora sta giocando una partita di grande generosità e anche di grande efficacia, perché non dimentichiamo che è stato suo l'assist per il guizzo vincente di testa di Scavone. 1-0 Pro Vercelli, siamo a metà del primo tempo. Masi, giocato all'indietro Rosso, ancora Masi, difensore centrale, scuola Juve, è in prestito dalla Juventus. Cancellotti, colpo di testa di Gianni, è intervenuto Di Piazza, poi ancora Scavone, Pinardi, assiste Pinardi, non sa chi dare il pallone, alla fine trova Di Matteo, la battuta lunga di Di Matteo ancora verso Pinardi, è stato attaccato da Ranellucci. Brighenti, Semioli, sovrapposizione di Brighenti, assiste Semioli, ancora Brighenti, Semioli, Piovente è stato deviato, ci sarà calcio d'angolo, cross era di Padalino, arriva il calcio d'angolo per il Vicenza. Salito anche Castiglia, palla toccata da Pinardi all'indietro, arriva Gianni pronto a calciare, è stato fermato, ha commesso fallo Gianni, è stato bravo a mettere il piede davanti. Matteo Di Piazza ha rischiato di farsi male ma è riuscito a non far diventare pericoloso il tiro, anzi è riuscito proprio a non far calciare Gianni, e quindi calcio di punizione adesso in favore del Vicenza per il fallo di Di Piazza nei confronti, per il fallo di Gianni su Di Piazza. Punizione per la Pro Vercelli con Masi che organizza il gioco servendo Ranellucci. Cancellotti, scambio con Fabiano, poi Di Piazza, Scavone, Cancellotti era troppo corto, il pallone di ritorno di Espinal, Di Matteo, Giandonato, Semioli, compagna a destra Brighenti, seguito Brighenti sulla sovrapposizione di Semioli, ancora il tocco all'indietro nella zona di Padalino, Camisa, assiste Semioli, poi Brighenti prova a mettere dentro per Giandonato, è arrivato in anticipo Espinal, subito il lancio per Di Piazza, anticipo di Di Matteo, Fabiano, Espinal arriva al colpo di testa, arriva anche Di Matteo, poi Giandonato, Pinardi, prova il lancio in profondità per lo scatto di Castiglia, va a chiudere Ranellucci, la palla è troppo lunga, non può farcela ad arrivare Castiglia, ci sarà rimessa dal fondo. Buon ritorno anche di entusiasmo da parte del pubblico della Pro Vercelli, che, dobbiamo dire la verità, non ha mai abbandonato la sua squadra neanche nei momenti di difficoltà. Sono 1100 gli abbonati, la società ha lanciato 3 mini abbonamenti per le prossime partite di campionato, questa, poi quella con il Verona e quella con il Cesena, hanno risposto a questo mini abbonamento a prezzi naturalmente contenuti in più di 200. Rinvio di Masi, Di Matteo, Pinardi, centrale Giandonato,
fa vedere Camisa, cambio di gioco a sinistra per Di Matteo. Pinardi, non passa Pinardi, perde il pallone in una zona rischiosa del campo. Il controllo da parte di Rosso, calcio di punizione per il fallo di mano di Rosso. L'arbitro non aveva giudicato falloso l'intervento sul centrocampista della Pro Vercelli. Rosso ha tenuto il pallone lì con le mani ed è stato a sua volta punito per questo fallo di mani. Semioli, Plasmati, arriva Padalino, prova a calciare, pallone che è stato respinto proprio da Rosso. Ci sarà rimessa laterale in favore del Vicenza con Semioli. Ecco il momento della caduta di Rosso che tiene lì il pallone con le mani. Questo fallo di mano è stato punito dall'arbitro. Il lancio di Brighenti, palla dentro, Plasmati prova a girare, viene fermato. Il rinvio da parte di Sini, scatta Tiribocchi, palla però buona per il Vicenza che la gioca all'indietro verso Pinsoglio. Tocco corto su Gianni, ha rischiato un po' qui, stava arrivando Di Piazza. Di Matteo, il lancio è troppo lungo per Pinardi, non poteva assolutamente giocare questo pallone Plasmati. Tutto facile per Valentini che ha già allungato per il disimpegno su Masi. Ranellucci, Masi, ci stiamo avvicinando alla mezz'ora del primo tempo. 1-0 Pro Vercelli, gol di Scavone. In questa fase c'è poca aggressività da parte del Vicenza, molto più pronti in mezzo al campo gli uomini di Camolese. Cancellotti, un break qui da parte di Castiglia, poi il rinvio del capitano Ranellucci con il pallone che finisce direttamente nella zona controllata da Pinsoglio. Giandonato, Di Matteo costretto a giocare all'indietro, rinvio di Gianni a cercare Pinardi, fa proseguire Pinardi. Castiglia, Plasmati, ancora Castiglia che si allunga il pallone. Di Matteo è stato anticipato da Cancellotti, poi Gianni, colpo di testa di Masi. Padalino, Giandonato, Pinardi, prova da lontanissimo Pinardi, ha respinto Rosso, colpo di testa di Camisa. Scavone, velocissimo Scavone, alla fine viene fermato da Brighenti. La rimessa laterale è in favore del Vicenza ed è stata già effettuata con un giocatore che è finito a terra. Dopo si tratta di Scavone, contrasto con Padalino, è finito a terra Scavone, si continua a giocare. Pinardi, Plasmati, Giandonato dalla distanza, ha respinto Rosso, palla fuori e discussione tra Giandonato e Rosso. Rosso naturalmente voleva che il pallone fosse calciato fuori, mentre ha continuato a giocare il Vicenza dopo la caduta di Scavone. Questo contrasto che abbiamo appena rivisto come protagonisti, Scavone e Padalino. Rimane a terra Scavone, su questa azione ha continuato a giocare il Vicenza. Scavone, l'autore del gol con cui la Pro Vercelli conduce per 1-0 quando stiamo entrando nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo. Colpo alla testa per Scavone, finisce bene per fortuna con una stretta di mano con Padalino. Rimessa laterale in favore del Vicenza, lo scatto di Semioli, palla troppo lunga e ci sarà rimessa da parte di Alex Valentini. Ranellucci, venuto incontro Andrea Rosso che adesso riceve da Masi. Sta salendo Cancellotti, posizione di ala destra, la battuta lunga, cercare Tiribocchi, l'anticipo da parte di Camisa. Brighenti, è rimasto a terra Di Piazza, fino a giocare il Vicenza. E Spinale, Fabiano, si è rialzato ma è ancora dolorante Di Piazza. Cancellotti,
intervento Cancellotti, la rimessa laterale è in favore della Pro Vercelli. Stiamo rivedendo il contrasto nel quale si fa male e rimane a terra Di Piazza. Rimessa di Cancellotti, Rosso prova a cambiare gioco, la palla è stata deviata, ha raggiunta Semioli, ancora Semioli, c'è fallo su Semioli da parte di Simone Sini, Scuola Roma. Calcio di punizione in favore del Vicenza. Abbiamo rivisto l'attacco falloso di Sini, per il quale l'arbitro Pinzani ha fischiato la punizione per il Vicenza. Lancio per Plasmati che prova a girare, regala però il pallone ancora a Sini. Scavone si è ripreso dal precedente infortunio. Masi, palla lunga di Masi, la lascia passare Camisa, tutto facile per Pinsoglio. Gianni, sinistro di Gianni, in avanti a cercare Pinardi, ha rinviato Cancellotti. Giandonato, ancora Pinardi, Brighenti, Giandonato, il lancio di Giandonato per Plasmati, la tocca di testa, la palla resta lì, rinvio al volo di Ranellucci. Brighenti, Semioli, Sini colpito di testa mandando il pallone fuori. Ci sarà rimessa laterale che sta per effettuare Brighenti, entrato, lo ricordiamo, al quarto d'ora del primo tempo al posto dell'infortunato Malongà. Semioli mette in mezzo, calcio d'angolo, è stata una deviazione sul cross di Semioli, calcio d'angolo in favore del Vicenza. Pronto a battere Semioli, si avvicina alla bandierina Pinardi e allora sarà Alex Pinardi a battere dalla bandierina. È salito anche Camisa, è salito Giandonato, palla che si impena al limite dell'area, prova Padalino, è stato fermato da Espinal. Poi Brighenti prova a rimettere dentro ancora per Semioli, cross di Semioli, un doppio rimpallo e alla fine l'intervento di Valentini. È rimasto a terra Plasmati dopo uno scontro con Ranellucci. A terra Plasmati, palla scaraventata fuori per controllare le condizioni di Gianvito Plasmati. Plasmati sembrava voler cercare con lo sguardo l'autore di un eventuale fallo. Eccolo qui, è un blocco da parte di Ranellucci, che comunque qualcosa ha rischiato perché si disinteressa del pallone. Poteva anche fischiare l'arbitro il calcio di rigore, probabilmente ha considerato veniale il contatto, però c'è un blocco abbastanza evidente e sicuramente irregolare da parte del capitano della Pro Vercelli. Palla dentro di Fabiano, Di Piazza, un tocco col braccio, calcio di rigore, calcio di rigore e calcio di rigore per l'intervento di Gianni. Non ha avuto neanche un dubbio l'arbitro Pinzani, rigore per la Pro Vercelli. Adesso sta allontanando sia Camisa che Brighenti e adesso si prepara, vediamo un po', ad ammonire Gianni. Ammonito Gianni, è suo il fallo di mano per il quale l'arbitro ha fischiato il calcio di rigore. Gianni tra l'altro era diffidato e salterà Vicenza-Livorno, prossimo appuntamento di campionato. Ammonito Gianni, Tiribocchi dal dischetto per cercare il 2-0. Calcio di rigore, la trasformazione è affidata a Tiribocchi, si era visto subito il tocco col braccio. Tiribocchi, 2-0, secondo gol in campionato per Simone Tiribocchi e 2-0 per la Pro Vercelli. Ha raddoppiato dal dischetto Simone Tiribocchi, decisione che è sembrata legittima, quella dell'arbitro Pinzani, per l'intervento col braccio da parte di Gianni. 2-0 il raddoppio di Tiribocchi, che era entrato con l'assist a Scavone anche nell'azione del primo gol. E dunque secondo gol in campionato per Tiribocchi e al 35esimo del primo tempo la Pro Vercelli vince per 2-0. Abbiamo visto la trasformazione col destro impeccabile da parte di Simone Tiribocchi, secondo gol in campionato per l'ex attaccante del Chievo e 16esimo gol per la Pro Vercelli in questo campionato. Si fa davvero difficile la situazione per il Vicenza di Breda, che prova ad attaccare con Pinardi. È venuto Di Piazza a mettere fuori. Pinardi lascia il pallone a Di Matteo. Gianni, Camisa, Di Matteo, Pinardi, Giandonato,
Camisa, ancora Gianni, palla lunga a cercare Pinardi, la mette giù per Castiglia. Giandonato, Semioli, sovrapposizione di Brighenti, si avvicina Padalino, palla dentro per Plasmati, non arriva per l'intervento di Masi e poi la mette giù veramente da campione Tiribocchi, che sbaglia il lancio su Di Piazza. Tiribocchi però in grande spolvero stasera, deciso a riconquistare l'affetto del pubblico e anche conquistare le posizioni più importanti della classifica marcatori del campionato di Serie B Win. Lui è uno che può e deve fare la differenza. Stasera è entrato da protagonista nelle azioni più importanti e adesso viene ammonito Simone Tiribocchi. Terzo nome nella lista degli ammoniti dopo quelli di Rosso e Gianni. Cartellino giallo per Tiribocchi, che non è diffidato. Siamo al 37esimo del primo tempo, 2-0 per la Pro Vercelli. Dicevamo di Tiribocchi che è entrato da protagonista nelle azioni più importanti della partita. Ha provocato lui il tiro che Pinsoglio ha mandato sul palo, poi di testa l'assist per l'1-0 di Scavone e adesso ha trasformato il rigore del 2-0. In mezzo a tutte queste occasioni c'era stato anche spazio per un suo tiro dal limite dell'area su velo di Piazza, che era terminato fuori non di molto. Quindi finora un'ottima prova di Simone Tiribocchi in questi primi 38 minuti di gioco sul risultato di 2-0 per la Pro Vercelli, squadra che tra l'altro è l'unica del campionato di Serie B Win a non aver mai pareggiato in casa. Il suo ruolino di marcia per quanto riguarda le partite al Silvio Piola è 3 vittorie e 5 sconfitte, mai un pareggio in casa per la Pro Vercelli. Pinsoglio rinvia sul retropassaggio di Di Matteo, salta Plasmati, palla buona per Padalino. Semioli, sta arrivando anche Castiglia, il break da parte di Sini, arriva anche Masi, l'ultimo tocco è di Padalino, la rimessa è della Pro Vercelli. Un break di intraprendenza e di aggressività da parte della coppia Masi-Sini, che hanno conquistato anche la rimessa laterale. 2 dei 3 ragazzi del 92 che giocano nella difesa della Pro Vercelli. Giandonato, Castiglia, il rinvio da parte di Sini, Espinal, scatta Tiribocchi, il colpo di testa di Camisa, Padalino, Brighenti, Semioli, fermato Semioli, c'è calcio di punizione a favore del Vicenza. Camisa ha battuto verso Giandonato, ancora il lancio per Semioli, duello con Sini, riesce il cross di Semioli, colpo di testa di Cancellotti ad allontanare Castiglia. Di Matteo, ancora Di Matteo, insiste Di Matteo, prova a mettere il pallone dentro, rinvio da parte di Ranellucci, ci sarà rimessa laterale in favore del Vicenza, è già pronto Pinardi quando mancano 5 minuti più recupero alla fine del primo tempo. Siamo sul 2-0 per la Pro Vercelli. Le reti di Scavone, palla dentro, Plasmati che la controlla, Plasmati perde l'attimo per la conclusione e adesso viene anche ammonito perché ha colpito il pallone con una mano. Cartellino giallo per Plasmati e così siamo in perfetta parità per quanto riguarda i nomi sulla lista degli ammoniti. Rosso e Tiribocchi per la Pro Vercelli, Gianni e Plasmati per il Vicenza. Solo Gianni era diffidato e quindi salterà Vicenza-Livorno, prossimo appuntamento di campionato per la squadra di Roberto Breda. La Pro Vercelli giocherà al Carlo Zecchini contro il Grosseto, tutte e due in campo sabato 8 dicembre alle 15. Scavone, attaccato da Padalino, guadagna un calcio di punizione Scavone, autore dell'1-0. Masi, controllo di Ranellucci, alla lunga verso Di Piazza, anticipato dal colpo di testa di Gianni. Poi Fabiano, ancora Di Piazza, insiste Di Piazza, giocherella col pallone, fermato da Giandonato, non c'è fallo
alla fine arriva l'intervento dell'arbitro per il fallo commesso da Di Piazza. Calcio di punizione è in favore del Vicenza. Si lamenta Breda con il quarto uomo e si lamenta Pinsoglio con l'arbitro Pinzani. Si sta rialzando Di Matteo, qui rivediamo Di Piazza, si allunga il pallone, prova a riconquistarlo, frana letteralmente su Di Matteo, commette fallo, calcio di punizione ancora da battere. 3 minuti più recupero all'intervallo. Ottima la prestazione della Pro Vercelli in questo primo tempo. Giandonato, Camisa, palla lunga ancora verso Plasmati, break da parte di Masi, ha recuperato Padalino, Brighenti, cross troppo lungo, di testa va ugualmente a colpire Ranellucci, corre Pinardi, assiste Pinardi, la palla è fuori, la rimessa sarà in favore della squadra allenata da Giancarlo Camolese, in carica dal 15 ottobre al posto di Braghin. 5 punti in 8 partite il bottino di Camolese, 6 punti in 8 partite quello di Braghin. Qui stiamo rivedendo il destro di Tiribocchi che spiazza Pinsoglio e realizza il 2-0 per la Pro Vercelli, che è il suo secondo gol in questo campionato. E Spinal, Giandonato, ancora Giandonato, Padalino, Brighenti lascia intervenire Semioli, ancora Brighenti, cross è stato fermato da Rosso, Fabiano interrompe l'azione della Pro, Padalino, buono il recupero del calciatore svizzero che poi ha giocato all'indietro. È ripartito ancora Giandonato, la palla lunga verso Pinardi, chiusura di Cancellotti, poi il rinvio da parte di Rosso che fa salire i suoi compagni. Saranno 2 i minuti di recupero. Informa Chiara Telleschi dal coordinamento, mentre Giandonato apre sulla destra per l'avanzata di Brighenti. Semioli, c'è già Castiglia al limite dell'area di rigore. Semioli va ancora da Brighenti, Padalino, spiovente di Padalino, è un pallone regalato ad Alex Valentini che ha avuto pochissimo lavoro in questo primo tempo. Molto più pericolosa la pressione della Pro Vercelli a bersaglio, prima con Scavone in mischia e poi su calcio di rigore con Tiribocchi. Camisa, c'era un fuorigioco di rientro da parte di Plasmati segnalato dall'assistente Valeriani non appena l'ex attaccante del Catania ha colpito il pallone. Punizione nella posizione di fuorigioco di Plasmati, punizione già battuta verso Ranellucci. Cancellotti, Spinal prova a far passare il pallone, chiuso da Di Matteo per la rimessa con le mani Cancellotti. Buono il recupero di Padalino, se ne va Padalino, va giù, non c'è fallo da parte di Cancellotti. Scavone, Masi, Rosso, ancora Masi, assiste Rosso, stava per essere attaccato da Plasmati. Fabiano all'indietro verso Valentini, passaggio è stato di Scavone, controlla il pallone Masi, la battuta lunga a cercare Tiribocchi, colpo di testa di Camisa, arriva Fabiano, ancora Tiribocchi, la palla è buona, la tenuta in campo Simone Tiribocchi. Rosso, confermati 2 minuti ancora da giocare nel primo tempo del Silvio Piola, in avanti Ranellucci. Di Piazza, Tiribocchi è stato anticipato al limite dell'area, il rinvio di Camisa, poi Giandonato, Semioli aspetta che arrivi Brighenti per trovare assistenza sulla fascia destra. Giandonato prova il lancio Pinardi, c'è già Plasmati al centro dell'area di rigore, prova ad andarsene Semioli a terra, è calcio di punizione guadagnato da Semioli.
Calcio di punizione dunque in favore del Vicenza. Fallo di Sini, anche rischiato Simone Sini per aver calciato il pallone lontano a gioco fermo. Punizione dunque che sta per battere Pinardi, con Semioli, Castiglia, Giandonato a tenere compagnia a Plasmati all'interno dell'area di rigore. È salito anche Padalino, tiene le braccia alte Plasmati per far vedere che lui non colpisce l'avversario. Era circondato da maglie bianche Gianvito Plasmati. Finisce a terra Padalino, palla dentro, colpo di testa e pareggio del Vicenza. 1-1 ha pareggiato il Vicenza proprio in chiusura di primo tempo. Il gol del Vicenza che pareggia con Giandonato. 2-1 il gol di Giandonato, eccolo qua in girata, un pallone che picchia sotto la traversa e va a finire in porta. 2-1 il gol che accorcia le distanze è di Giandonato. Grande girata all'interno dell'area di rigore con due avversari che lo pressavano. È riuscito Giandonato a mettere dentro il pallone che rimette in corsa il Vicenza. Finisce il primo tempo allo stadio Silvio Piola. La rete di Giandonato riaccende le speranze del Vicenza proprio in chiusura, è il suo primo gol in questa stagione. Ci fermiamo qualche istante per il Superspot. Ancora intervallo allo stadio Silvio Piola, stanno per tornare in campo però Provercelli e Vicenza. Ricordiamo allora, approfittando della pausa, quali sono stati i risultati di questo pomeriggio nella 17ª giornata. Il 3-3 fra Bari e Sassuolo, un altro 3-3 quello fra Lanciano e Cesena, poi 2-0 del Brescia sul Verona, grande sorpresa della giornata, 2-2 fra Empoli e Spezia e 1-1 tra Juve Stabia e Cittadella, il 4-0 del Livorno sul Grosseto, l'1-0 del Modena sul Novara con la rete di Ardemagni proprio in chiusura, l'1-1 tra Padova e Ascoli e poi l'1-0 del Varese sulla Ternana. In testa sempre il Sassuolo ma con 39 punti, a 38 il Livorno, a 32 il Verona, a 26 Padova, Brescia e Varese. 17 i punti del Vicenza insieme al Crotone che giocherà il posticipo in casa della Regina lunedì alle 20:45, 11 punti per la Provercelli che in caso di vittoria raggiungerà Regina e Lanciano, lasciando un discreto divario, 4 punti fra il Novara penultimo a 10 e 6 punti nei confronti del Grosseto che è ultimo a quota 8. Tutto pronto per il fischio d'inizio dell'arbitro Riccardo Pinzani di Empoli. Si riparte dunque dal 2-1 per la Provercelli che si ripresenta con Valentini in porta, in difesa Cancellotti, Ranellucci, Masi e Sini, a centrocampo Rosso e Spinale Scavone, in attacco Fabiano, Tiribocchi e Di Piazza. In panchina il secondo portiere Marcos Miranda e poi Modolo, Caridi, Iemmello, Bencivenga, Germano e De Silvestro. Dall'altra parte si ripresenta il Vicenza con Pinsoglio tra i pali, in difesa Brighenti, Gianni, Camisa e Di Matteo, a centrocampo Padalino, Giandonato e Castiglia, in attacco Semioli, Plasmati e Pinardi. In panchina per due cambi ancora disponibili il secondo portiere Fortunato e poi Pisano, Mustacchio, Lo, Giacomelli e Maiorino. Calcio d'inizio battuto dalla Provercelli che prova ad attaccare con Tiribocchi, è stato anticipato Tiribocchi, prova a riconquistare il pallone, lo mette fuori per due volte Gianni, il lancio lungo per Plasmati, esce e poi aspetta che il pallone entri nella sua area di rigore il portiere Alex Valentini. Masi, lancio in profondità che è stato fermato dall'intervento di Camisa, ancora Plasmati, Castiglia cerca Plasmati di inserirsi, palla buona per Pinardi, Semioli in posizione di ala destra, ancora Semioli che prova a mettere dentro, pallone che è stato allontanato la seconda volta da Spinal. Brighenti, salta a vuoto Sini, ma leggermente spostato Semioli che con tutta la sua esperienza riconquista il pallone. Pinardi, ancora Pinardi in mezzo a tre avversari, alla fine guadagna una rimessa laterale il Vicenza con Brighenti. Pinardi, ancora Brighenti, troppo lungo il passaggio per Semioli, precipitoso qui l'appoggio di Brighenti, Nicolò Brighenti, classe 89, ci sarà rimessa dal fondo per Valentini.
piedi Giancarlo Camolese, che come abbiamo ricordato è in carica sulla panchina della Pro Vercelli dal 15 ottobre al posto di Braghin. Finora 5 punti in 8 partite, una vittoria e 2 pareggi in casa con il Lanciano e a Brescia. Semioli, Masi perde il pallone nel contrasto con Giandonato, ancora Giandonato, ci ha pensato troppo Giandonato, poi Padalino, prova Padalino a mettere dentro, Plasmati è stato fermato e il rimpallo non gli è stato favorevole. Tiribocchi prova ad andarsene, viene fermato ma può ripartire Fabiano, fermato da Brighenti. Padalino, ancora Padalino, tiene il pallone in campo lo svizzero, prova ad andarsene, cross di Padalino, ottima l'uscita di Valentini, rimane in attacco il Vicenza con Giandonato, poi Pinardi, cross di Pinardi, palla dentro, Valentini senza problemi. L'intervento di Valentini è stato bravo poco fa sul cross dello svizzero Padalino. Abbiamo appena rivisto il volo di Valentini, secondo tempo divertente almeno nel suo inizio, siamo al terzo del secondo tempo, sempre 2-1 Pro Vercelli. Il lancio verso Tiribocchi, Padalino, Scavone mette dentro, la palla buona di Piazza in fuorigioco di Matteo Di Piazza. Buona la prova dei due esterni Di Piazza e Fabiano, che Camolese ha messo ai fianchi di Simone Tiribocchi per accompagnare in maniera imprevedibile, fantasiosa l'azione d'attacco. Si ferma Semioli, chiamava un fallo di Scavone, per l'arbitro tutto regolare, allora Valentini può giocare il pallone verso Masi. Rosso, mediano che gioca davanti alla difesa, Andrea Rosso classe 84. Fabiano ha cercato di girare subito verso Di Piazza e ha guadagnato una rimessa laterale. Con le mani Sini, Fabiano, Scavone, Tiribocchi, è entrato Di Piazza, poi Tiribocchi la prende col braccio e calcio di punizione in favore del Vicenza. Prova a guadagnare qualche secondo Tiribocchi. La battuta di Giandonato, giocatore che ha riacceso le speranze del Vicenza, qui sbaglia o non si fa trovare pronto Luca Di Matteo, col risultato che il Vicenza ha regalato una rimessa laterale alla Pro Vercelli. Rosso, cortesia ricambiata, impreciso il passaggio per Di Piazza. Pinardi, lancio di Pinardi, lo scatto di Castiglia, controlla e lascia finire il pallone fuori Ranellucci. Ci sarà una rimessa laterale per la Pro Vercelli. Siamo al quinto minuto del secondo tempo, sempre 2-1 vantaggio Pro Vercelli. Fermato l'attacco di Piazza, c'è rimessa laterale che però spetta al Vicenza, è stato il giocatore della Pro a toccare per ultimo. Ancora Di Piazza, finisce giù, c'è il cartellino giallo inevitabile per Giandonato. Qui la punizione battuta verso Tiribocchi, ma non aveva autorizzato la ripresa del gioco l'arbitro, è stato ammonito Giandonato. Si tratta del quinto giallo della serata, non è diffidato Giandonato, l'unico dei 5 ammoniti che è diffidato e salterà la prossima giornata è Nicolas Gianni. Ammonizione per Giandonato al quinto della ripresa, sul punteggio di 2-1 per la Pro Vercelli, che sta per battere con Andrea Rosso. Il calcio di punizione, lasciato il pallone poi a Fabiano. Di Piazza, Tiribocchi, Scavone e anche Masi al limite dell'area di rigore. Ecco lo spiovente di Fabiano verso Masi, allontana Brighenti. Giandonato, ha rinviato il pallone Giandonato nella metacampo della Pro, esce dall'area di rigore Valentini. Sul rinvio del portiere salta Brighenti, lo ha spostato Fabiano, poi con calma Camisa, Pinsoglio, Scavone, ancora Brighenti, colpo di testa di Sini. Fabiano non è riuscito a lanciare in profondità,
prova a tornare in possesso di palla che gli è stata tolta da Camisa. Pinardi, Padalino, lancio di Giandonato troppo lungo per Castiglia, con l'intervento sicuro da parte di Alex Valentini. Quando ce n'è bisogno Valentini va a giocare al limite della sua area di rigore per non farsi trovare impreparato da lanci troppo lunghi. La palla in profondità per Tiribocchi, è arrivato Camisa in anticipo, Masi, Padalino, Scavone, Tiribocchi, ancora Fabiano, Sini, è stato fermato Di Piazza, arriva Camisa, Padalino, ancora Fabiano di forza, ha commesso fallo, troppa forza da parte di Fabiano che ha commesso fallo su Camisa. Adesso arriva l'arbitro Pinzani a riportare la calma, troppa foga qui da parte di Gianni Fabiano. È pronto Pinsoglio a battere il calcio di punizione, mentre rivediamo l'intervento falloso da parte di Fabiano nei confronti di Camisa. Ha battuto Pinsoglio, pronto a saltare Spinalli in lotta con Plasmati, arriva Giandonato, calcio di punizione, fallo di Giandonato su Fabiano, pronto a battere Scavone. Abbiamo rivisto l'intervento falloso di Giandonato, palla dentro, Di Piazza in fuorigioco, tra l'altro non aveva neanche preso la porta. Qui si lamenta con i compagni, voleva che partisse prima il pallone Di Piazza, che aveva fatto un bel movimento, un bel taglio, e con quel movimento aveva conquistato la solitudine all'interno dell'area di rigore. È stato però pescato in fuorigioco. Castiglia non riesce la combinazione con destinatario Pinardi, che però guadagna una rimessa laterale. Spioventi di Di Matteo, pallone allontanato da Masi, ancora Pinardi fermato dal colpo di testa di Cancellotti. La rimessa laterale in favore del Vicenza già effettuata. Di Matteo, insiste Di Matteo, parte il cross, palla alzata da una deviazione e bloccata senza difficoltà da Valentini. Colpo di testa di Giandonato, ha recuperato Gianni. Di Matteo, Castiglia non ce la fa a tenere il pallone in campo, se l'è trovato praticamente addosso Castiglia, ha provato a fermarlo ma lo ha mandato fuori. Per la rimessa è pronto con le mani Tommaso Cancellotti. Tiribocchi, Camisa, prova Giandonato, fermato da Espinal, mette giù Scavone, se ne va Scavone in mezzo a tre avversari, lo insegue Padalino, ancora Scavone in posizione di ala destra, prova a liberarsi Scavone, palla messa dentro, se l'è allungata e alla fine non ce la fa a raggiungerla in tempo per il cross Espinal, servito da un'ottima iniziativa di Manuel Scavone. Profondità per Spinal, che non riesce ad arrivare sul pallone. Rinvio nella zona di Plasmati, Scavone, c'è calcio di punizione però in favore della Vicenza. Abbiamo rivisto l'intervento. Punizione in favore del Vicenza, dunque la sta per battere Nicolas Gianni. Palla lunga verso Plasmati, prova la deviazione su Semioli, ancora Semioli, Plasmati, Semioli. Protestano sia Scavone che Semioli, la rimessa laterale sarà in favore della Pro Vercelli. Con le mani Sini, Tiribocchi, Di Piazza, fermato da Giandonato, tocca per ultimo Giandonato, la rimessa ancora favorevole alla squadra di Giancarlo Camolese.
Sono passati 12 minuti dall'inizio del secondo tempo, sempre 2-1 per la Pro Vercelli. Sini con le mani, Rosso prova ad allungare Fabiano, controllo e rinvio di Di Matteo. Espinal, messo giù Espinal, prova ad andarsene, è stato fermato Espinal. C'è calcio di punizione in favore della Pro Vercelli, il fallo è di Pinardi, lo stiamo rivedendo. In area di rigore Tiribocchi, Di Piazza, punizione già battuta, tiro in mezzo all'area di rigore allontanato, ancora nella zona di Sini, nuovo cross di Sini e parata di Pinsoglio. È rimasto a terra Giandonato, si rialza però, problema flessori per Giandonato, sta toccando la parte posteriore della coscia, non c'è stato nessun contrasto. Giandonato, la palla lunga per Plasmati, troppo lunga, intervento sicuro da parte di Valentini. Tiribocchi la mette giù, fermato però dal recupero di Giandonato che difende benissimo il pallone. Pinardi, ha inserito Castiglia, sta partendo sulla fascia destra di Matteo, il break è di Espinal, va a recuperare il pallone Gianni, tocco all'indietro per Pinsoglio, ancora un rinvio, la palla non è più in campo. Qui un disimpegno con le idee poco chiare da parte del Vicenza, non ce l'ha fatta a raggiungere il pallone di Matteo, la rimessa sarà della Pro Vercelli. Con le mani Cancellotti, Fabiano, può partire Semioli, ancora Semioli, l'appoggio all'indietro sull'attacco di Sini, poi Padalino, la palla è buona per lo svizzero, ripiega molto bene Masi, ottimo lavoro di Masi. Sini prova a tenere il pallone in campo, ce l'ha fatta Sini e può ripartire ancora una volta la Pro Vercelli con il vantaggio. C'era stato un intervento falloso. Di Piazza, Tiribocchi, ancora Di Piazza, può andarsene da solo, Di Piazza si allunga il pallone e alla fine vincente l'intervento di Pinsoglio in calcio d'angolo. Che occasione per il terzo gol della Pro Vercelli, con Di Piazza lanciato benissimo da Tiribocchi, se n'è andato solo, qui si allunga il pallone e qui permette l'intervento da parte di Pinsoglio che manda il pallone in calcio d'angolo. È pronto a battere dalla bandierina Fabiano. Passato il primo quarto d'ora, grande occasione per Di Piazza, è salito Masi ancora una volta all'interno dell'area di rigore, c'è anche Scavone, l'autore del primo gol. Ecco lo spiovente, non ci arriva nessuno, è stato Plasmati ad arrivare più vicino al contatto col pallone. Cancellotti, la rimessa del Vicenza, palla fuori e rimessa laterale favorevole alla squadra di Breda. Vediamo la scivolata di Masi, era calcio di punizione, mentre arriva il secondo cambio da parte del Vicenza con Giacomelli che prende il posto di Giandonato. Fuori Giandonato, dentro Giacomelli, maglia numero 10. Il cambio arriva proprio al quarto d'ora del secondo tempo. È la seconda sostituzione da parte di Breda. L'ingresso di Stefano Giacomelli, classe 90, ex Pescara, 11 presenze, un gol finora in questo campionato di Serie B-Win. È in arrivo anche il primo cambio da parte di Camolese, movimento sulla panchina della Pro Vercelli che finora non ha fatto entrare nessun giocatore, manca invece un cambio ancora al Vicenza. Problemi per Masi che non ce la fa a continuare e deve essere subito sostituito. Entrerà al suo posto Marco Modolo, ha fatto giocare però l'arbitro Pinzani, messo fuori Semioli per permettere alla Pro di effettuare il cambio. Problemi per Alberto Masi, in prestito dalla Juve, classe 92, ha giocato un'ottima partita Masi. Ce la fa Masi, aveva chiesto il cambio al suo posto, mentre l'uscita di Masi viene sottolineata dagli applausi
del pubblico del Silvio Piola. Ottima partita, ripetiamo, quella di Masi. Al suo posto entra Modolo, Marco Modolo, difensore classe 89, e dunque anche il primo cambio obbligato da parte di Camolese, l'ingresso di Modolo al posto dell'infortunato Masi. Brighenti, Semioli, ora Semioli dopo lo scambio con Padalino. Plasmati che va a cercare ancora Padalino. Ottima la chiusura di Modolo appena entrato. Il rinvio è di Sini, sarà fallo laterale in favore del Vicenza con Brighenti. Semioli, assiste Semioli, fallo di Semioli e calcio di punizione per la Pro Vercelli. Intervento falloso di Semioli, è pronto a battere Alex Valentini. Rimane un cambio dunque al Vicenza, ne restano 2 invece alla Pro Vercelli. Brighenti, Rosso, Scavone, ancora Scavone, prova ad andarsene, non c'è fallo di Brighenti, si lamenta Scavone mentre continua a giocare il Vicenza. Palla lunga di Semioli verso Plasmati, attaccato da Modolo, poi prolunga ancora Scavone. Intervento falloso su Fabiano, il fallo è di Camisa, calcio di punizione per la Pro Vercelli, è rimasto a terra Fabiano. Sta per battere Rosso, intanto si è avvicinato Modolo per ascoltare le indicazioni di Camolese, indicazioni evidentemente supplementari. Rimane a copertura anche Sini in questa fase della partita. Appena entrato Modolo, lo ripetiamo, al posto dell'infortunato Masi. Sta per battere Rosso, malinteso con Tiribocchi che si stava accentrando, chiede scusa Rosso che lo cercava sull'esterno, ma adesso chiama ancora il pressing alto dei suoi compagni, in particolare Sini che si sta occupando con notevole profitto di Semioli dall'inizio della partita. Plasmati, 12 anni di differenza tra Semioli classe 80 e Sini che è del 92. Qui invece c'è la chiusura da parte di Cancellotti in fallo laterale per fermare lo slancio di Giacomelli appena entrato. Rimessa in favore del Vicenza, c'era un altro pallone in campo, lo ha allontanato Giacomelli. Rimessa già effettuata, Castiglia, Pinardi, Camisa, Brighenti, si fa vedere Padalino, Semioli, ora Brighenti, troppo lungo il lancio per Padalino, palla scivola a fondo campo, c'è troppa precipitazione da parte del Vicenza che non riesce a gestire bene, con calma, con disinvoltura il possesso di palla. Partita ancora potenzialmente aperta, un solo gol di vantaggio per la Pro Vercelli, però il Vicenza non sta attaccando nel migliore dei modi. Vedremo se l'ingresso di Giacomelli darà più facilità in attacco anche a Plasmati per rendersi pericoloso. Tanto Camisa gioca in orizzontale per Gianni, Di Matteo. Sono passati i primi 20 minuti del secondo tempo, sempre 2-1 Pro Vercelli. Di Matteo, Pinardi, Castiglia, Gianni, prova il lancio Gianni per Plasmati, chiude tutto Ranellucci. Scavone a terra, il fallo di Castiglia. Ottima la partita di Manuel Scavone, giocatore di grande esperienza, bravo in tutte e due le fasi, quella di possesso palla e quella difensiva, e bravo soprattutto a segnare il gol dell'1-0 di testa su assist di Tiribocchi. Sini, Di Piazza, si inserisce Fabiano, Di Piazza cerca Tiribocchi dall'altra parte, Tiribocchi al volo, gran destro di Simone Tiribocchi, sarebbe stato un gol splendido, è intervenuto bene Pinsoglio, è già ripartito il Vicenza con Pinardi. Semioli, il lancio di Semioli troppo lungo per l'inserimento di Padalino, allontana Scavone, ancora Semioli, fallo è di Sini, ci sarà calcio di punizione in favore del Vicenza, finito a terra Franco Semioli, intervento di Simone Sini. Adesso punizione per il Vicenza, mentre abbiamo appena rivisto il gran destro di Tiribocchi con la presa sicura da parte di Valentini.
Pinsoglio naturalmente, era Pinsoglio che ha bloccato la conclusione al volo di Simone Tiribocchi. Calcio di punizione lo ha battuto Gianni, salta Pinardi, Giacomelli, insiste Giacomelli, tunnel a Cancellotti, prova ad andarsene, è stato fermato, non c'è fallo, lancio subito verso Tiribocchi che non può arrivarci. Gianni, tutto in avanti qui il Vicenza, Castiglia, ancora Gianni costretto ad andare dal suo portiere Pinsoglio. Colpo di testa di Espinal che scambia con Tiribocchi, ancora Espinal, troppo lungo il lancio per Di Piazza, chiede calma anche nei passaggi Camolese dalla panchina. Ripartito il Vicenza con Gianni, Di Matteo, Pinardi, si è nuovamente accentrato Pinardi dopo l'ingresso di Giacomelli, cercare di ispirare da dietro la manovra del Vicenza. Ancora Giacomelli che ha ricevuto da Di Matteo, Pinardi, fermato però Pinardi, riparte Rosso, Fabiano, l'ultimo intervento è stato di Castiglia, quindi rimessa laterale in favore della Pro Vercelli. Abbiamo superato la metà del secondo tempo, sempre 2-1 per la Pro Vercelli. Sulla panchina del Vicenza è stato allontanato dall'arbitro Pinzani, uno dei collaboratori di Breda. Che parola di troppo dalla panchina, l'arbitro Pinzani ha allontanato uno dei collaboratori della squadra vicentina. 24esimo del secondo tempo, sempre 2-1 Pro Vercelli. Espinal, si era allungato il pallone Espinal, lo riconquista però ancora la Pro Vercelli. Scavone, il lancio per Tiribocchi, Tiribocchi prova a mettere dentro, una deviazione di Gianni provoca il calcio d'angolo per la Pro Vercelli. Tanti applausi per Simone Tiribocchi, stasera è tornato ad essere protagonista non soltanto per il gol, il rigore trasformato, ma anche per l'assist a Scavone nell'azione 0, in generale per la carica che sta dando da trascinatore vero a tutti i suoi compagni di squadra. Scavone all'interno dell'area di rigore con Di Piazza, è salito anche Modolo. Ecco lo spiovente proprio per Modolo che prova di testa la parata di Pinsoglio, colpo di testa di Marco Modolo, difensore che è entrato poco fa per sostituire l'infortunato Masi. C'era stata una carica da parte di Scavone nei confronti del portiere Pinsoglio, battuta la punizione. Brighenti, tocco all'indietro ancora verso Camisa, tocco era stato di Castiglia. Di Matteo, Gianni, alla lunga ancora verso Plasmati, prova a deviare, voleva raggiungere forse Semioli, non c'era stato però nessun inserimento, accompagna poco ancora l'azione d'attacco di Plasmati il Vicenza. Sini, Tiribocchi, il doppio velo, poi Di Piazza fa partire ancora Fabiano, sta arrivando Espinal dall'altra parte, insiste Fabiano, tocco all'interno, cross di Scavone, l'intervento sicuro da parte di Carlo Pinsoglio che ha subito allungato il pallone verso Pinardi. Castiglia, Camisa, Pinardi, lungo il pallone per Castiglia, ne approfitta Ranellucci e attacca lui il capitano e difensore centrale della Pro Vercelli. Tiribocchi, Espinal, è partito Ranellucci, posizione di ala destra, prova a difendere il pallone Ranellucci, stanno arrivando a dargli una mano i rinforzi, soprattutto Espinal, insiste Ranellucci, guadagna un calcio d'angolo, ottima proiezione offensiva di Ranellucci, alla fine ha guadagnato un calcio d'angolo. Qui rivediamo il precedente velo di Tiribocchi con Fabiano che alla fine non mette il pallone in area di rigore ma fa ripartire l'azione. È rimasto infortunato anche Simone Sini, difensore esterno della squadra della Pro Vercelli, in prestito dalla Roma. L'anno scorso era in prestito a Lecce, con cui debuttò, scoprì la Serie A a San Siro contro il Milan. A terra Simone Sini,
mentre è pronto a battere dalla bandierina Fabiano. Vediamo se ce la fa Sini, era già pronto il cambio. Viene accompagnato fuori Sini, mentre Provercelli è pronta a battere il calcio d'angolo. Pronto ad entrare Angelo Bencivenga, difensore classe 91. Arriva il cambio, fuori Sini, dentro Bencivenga. Bencivenga va a piazzarsi sulla destra, mentre osserviamo questo calcio d'angolo per la Provercelli. Lo spiovente colpo di testa di Modolo, palla sul fondo. Ha provato Modolo, il difensore che aveva preso il posto di Masi. Bencivenga invece ha rilevato Sini. E adesso rimane un cambio a disposizione sia per Camolese che per Breda. Semioli, attaccato da Cancellotti, va a terra. È punizione. Cancellotti dunque è passato a sinistra con Modolo che è in coppia centrale con il capitano Ranellucci. A destra si è piazzato il nuovo entrato Bencivenga, che qui controlla con grande disinvoltura. Bencivenga prova a ripartire ancora Espinal. Di Piazza va a trovare Tiribocchi anticipato, la palla resta lì ancora per Di Piazza, subito il lancio dentro per Bencivenga, non poteva arrivarci. In vantaggio Pinsoglio, che ha subito rilanciato Di Matteo. Partito Giacomelli, prova a mettere dentro Giacomelli, palla fermata e poi scaraventata fuori da Scavone. Ci sarà rimessa laterale in favore del Vicenza. Ci stiamo avvicinando alla mezz'ora del secondo tempo, sempre 2-1 per la Provercelli. Padalino, si allarga Brighenti. Spiovente di Brighenti, pallone che è stato allontanato da Modolo, che poi accompagna il pallone nella zona di Valentini. È rimasto solo Plasmati a dare fastidio al portiere della Provercelli. La battuta lunga nella zona di Tiribocchi, colpo di testa è stato di Brighenti, poi di Semioli. Padalino, ancora Semioli, la palla è troppo lunga per Plasmati, la allontana Lucci, all'indietro Rosso, con calma arriva Valentini, citato dai suoi tifosi a muoversi in anticipo su questo pallone vagante che arrivava proprio ai confini della sua area di rigore. Rosso, Espinal, malinteso, non parte nessuno. Forse Espinal voleva che Rosso andasse da quella parte per andare a mettere il pallone poi in area di rigore, invece il Vicenza che è tornato in possesso di palla con Castiglia. Semioli, sovrapposizione di Brighenti, palla che viaggia verso Plasmati, anticipo su Plasmati, Giacomelli non riesce a recuperare il rinvio di Bencivenga. Gianni, Di Matteo, Pinardi, Giacomelli, ancora Giacomelli fermato, riparte Pinardi. Padalino, prova Padalino da fuori, palla che si abbassa pericolosamente, non l'ha toccata Valentini, ci sarà rimessa dal fondo. Vicenza pericoloso con Padalino, rivediamo il suo destro, si abbassa all'ultimo ma la palla è fuori. Cominciato l'ultimo quarto d'ora della partita al Silvio Piola, il punteggio è di 2-1 per la Provercelli. Sta per entrare Yosu Lo, classe 92, al posto di Nicolas Gianni. Eccolo qua, Lo con la maglia numero 9, altro giovanissimo in campo per il Vicenza, va a piazzarsi davanti, un attaccante di 20 anni. Uscito Gianni ed è entrato Lo con la maglia numero 9. Un'altra punta dunque per il Vicenza, che adesso attacca mentre viene segnalato un fuorigioco di rientro proprio da parte di Plasmati. In pratica sono 4 i giocatori di punta messi in campo da Breda nel finale di partita: Semioli a destra, Giacomelli a sinistra e punte centrali Lo e Plasmati.
un 4-2-4 quello con cui sta giocando in questo finale di partita il Vicenza, nel tentativo di riuscire ad evitare la sconfitta. Primo pallone giocato da Lo. Ora Lo in mezzo a due avversari guadagna la rimessa laterale, grande vivacità di Youssou Lo, attaccante classe 92 che ha la sua terza presenza in campionato. Semioli prova a mettere dentro, calcio d'angolo guadagnato sulla deviazione di Cancellotti, calcio d'angolo in favore del Vicenza sull'incursione di Semioli. Va a battere Semioli, si è avvicinato Pinardi, adesso si allontana Pinardi, ma Pinzani deve prima raccomandare la calma all'interno dell'area di rigore. Abbiamo visto spinte trattenute di cui era protagonista e vittima allo stesso tempo Lo. Ecco lo spiovente, palla allontanata nella zona di Pinardi. Semioli, ancora Semioli, bravissimo Fabiano a non far passare l'avversario, gli porta via il pallone ma lo rilancia nella zona di Pinardi. Castiglia, Pinardi seguito da Espinal, cambiato gioco su Giacomelli, va a puntare Bencivenga, palla messa fuori da Cancellotti, arriva Plasmati, ancora Pinardi, la riapertura di Pinardi, stava arrivando Semioli, palla messa fuori area, l'ha riconquistata ancora Castiglia. Semioli, insiste Semioli, Padalino per il cross, Valentini è stato spostato irregolarmente da Lo e c'è calcio di punizione in favore della Pro Vercelli. Rivediamo la manovra avvolgente del Vicenza, qui palla messa fuori alla fine sul cross di Padalino, intervento del portiere che era stato disturbato da Lo. Per questo motivo il calcio di punizione quando mancano 11 minuti alla fine della partita. 2-1 Pro Vercelli, Tiribocchi salta a vuoto, Padalino non ce la fa a raggiungere Semioli, ci sarà rimessa laterale in favore della Pro Vercelli. Si fa vedere Scavone con le mani Cancellotti, anticipo di Brighenti, la rimessa laterale è ancora della Pro Vercelli, di parere contrario Brighenti, ma conta ovviamente quello che ha visto l'arbitro e la segnalazione del suo assistente. Con le mani Scavone lascia il pallone di nuovo a Cancellotti. Tiribocchi provato a prolungare, ancora Scavone, Fabiano, Tiribocchi, insiste Scavone, di nuovo Fabiano, Cancellotti prova a mettere dentro, la palla non è passata, la riconquista Tiribocchi, prova a metterla dentro Di Piazza che però era in fuorigioco sull'assist di Tiribocchi, posizione irregolare di Matteo Di Piazza. Rivediamo, era nettamente oltre la linea difensiva del Vicenza Di Piazza. Può ripartire la squadra di Roberto Breda, lo fa con Pinardi, ancora da giocare 10 minuti più recupero. Castiglia, Giacomelli seguito da Bencivenga, palla resta lì, non c'è fallo di Bencivenga, è ripartita la Pro Vercelli con questo lungo lancio verso Tiribocchi, chiusura da parte di Camisa. Pinsoglio, Brighenti, Pinardi, Giacomelli sta attaccando con Di Matteo a sinistra che accompagna, insiste Giacomelli, parte lo spiovente, rinvio al volo da parte di Cancellotti che ha anticipato Semioli, di nuovo Castiglia, di nuovo Giacomelli, c'è sempre Di Matteo sulla sinistra, cross di Giacomelli, è stato messo fuori da Scavone. Fabiano prova ad andarsene, calcio di punizione. Ottima la partita di Fabiano, sia con la palla che senza, è sempre stato un giocatore determinante nel ribaltare l'azione e nel far partire gli attacchi della Pro Vercelli. È pronto a battere Valentini, 36esimo del secondo tempo allo stadio Silvio Piola. Abbiamo rivisto intanto il fallo di Pinardi nei confronti di Gianni Fabiano. Colpo di testa di Camisa, messo giù Rosso, Scavone, cross di Scavone, finisce a fondo campo.
controllabile il pallone sia per Di Piazza che per Tiribocchi. Pinzoglio ha già rimesso in gioco Di Matteo, Giacomelli, Pinardi, è libero Semioli a destra, sta chiamando il pallone, da quella parte c'è anche Padalino, servito, scivola sul passaggio di Pinardi, Padalino, può ripartire Scavone e Spinal. Di Piazza, fronteggiato da Camisa, insiste Di Piazza, prova a calciare, palla sul fondo con Tiribocchi che era abbastanza libero dall'altra parte. Di Piazza ha cercato però di fare tutto da solo e ha scaraventato sul fondo. In piedi Giancarlo Camolese praticamente dall'inizio della partita, che sta vivendo con grande intensità dopo 4 sconfitte consecutive. Sarebbe importante per la Pro Vercelli muovere la classifica. Il Vicenza sta cercando in tutti i modi di evitare la sconfitta. Giacomelli, Di Matteo, spiovente di Di Matteo, l'uscita sicura di Valentini, sempre plasmati troppo solo all'interno dell'area di rigore. Qui l'ho protestato anche in maniera vivace nei confronti di Di Matteo, voleva la palla sul piede, il solito cross per Plasmati che però è spesso lasciato in balia di un'intera difesa avversaria e difficilmente può spuntarla. Tiribocchi, Pinardi, Castiglia, sta partendo Di Matteo mentre si prepara l'ultimo cambio da parte della Pro Vercelli e sta per entrare Iemmello, attaccante del 92. Castiglia, Pinardi, Semioli, Padalino, spiovente di Padalino, non ci arriva nessuno, alla fine Giacomelli che prova a liberarsi, viene fermato da Espinal, ha recuperato Plasmati, ancora Di Matteo, nuovo spiovente, arriva Lo, la mette giù e poi la conclusione fuori di Castiglia. Qui aveva fatto una bella cosa Lo, fermando il pallone, continua però a protestare. Attaccante entrato nel finale di partita per dare una mano a Plasmati. Abbiamo rivisto, stiamo rivedendo Giacomelli fermato e qui non c'è fallo, e poi Lo che appoggia il pallone per Castiglia. Entra Pietro Iemmello, attaccante classe 92 al posto di Di Piazza. Ottimo lavoro degli esterni sia Di Piazza che Fabiano ad accompagnare l'azione offensiva di Tiribocchi. Adesso Iemmello con la maglia numero 11 al posto di Di Piazza e si esauriscono i cambi di Camolese, che era stato costretto a sostituire per infortunio i due dei difensori, Sini e Masi. Prima Masi sostituito da Modolo e poi Sini rilevato da Bencivenga. Fuori Di Piazza, dentro Iemmello, un errore nel disimpegno da parte di Valentini, ha recuperato subito il pallone Lo, è scattato Giacomelli, insiste Giacomelli, tallonato da Bencivenga, la palla è fuori, la rimessa è del Vicenza. Ancora 5 minuti più recupero da giocare. Di Matteo, Giacomelli, insiste Giacomelli, palla in mezzo, allontanata da Rosso. Camisa, Pinardi, subito l'apertura di Pinardi a sinistra, ancora per Giacomelli, prova il cross Giacomelli, palla allontanata da Scavone, la insegue Padalino, ancora Padalino, buono il cross di Padalino, ha provato Lo in mezzo a 2 avversari ma è stato anticipato, e poi il rinvio da parte di Rosso mentre è rimasto a terra Cancellotti probabilmente. Rosso per Lo e rosso anche per il numero 17 della Pro Vercelli, Scavone. Vediamo un po', l'arbitro ha espulso Lo sicuramente, poi ha mostrato il cartellino rosso anche a Scavone. Dura pochissimo la partita di Lo, rivediamo cross di Padalino e c'è un contrasto all'interno dell'area di rigore, poi il calcetto di Lo sinceramente non sembra particolarmente violento ma che provoca comunque il cartellino rosso diretto per l'attaccante che è entrato nel finale di partita al posto di Gianni. Dunque Lo è stato espulso e anche Scavone. È una decisione un po' esagerata da parte dell'arbitro Pinzani. Si è rialzato Cancellotti, è uscito Lo che è stato espulso, non Scavone, Scavone rimane in campo.
sta per rientrare Modolo, lo tiene lì Pinzani, rimessa dal fondo da parte di Valentini, calcio di punizione naturalmente con la sola espulsione di Lo, dunque Scavone è rimasto in campo, sembrava che l'arbitro avesse mostrato il cartellino anche a lui, rientra Modolo e dunque soltanto Lo è stato espulso, lasciando il Vicenza in 10 contro 11 in questo finale. Mancano 3 minuti più recupero, sempre il vantaggio della Pro Vercelli. Lo è stato espulso per un calcetto ad un avversario, non sembrava particolarmente violento l'intervento di Lo, per l'arbitro invece meritava il rosso diretto. È partito Giacomelli, a terra Giacomelli, fallo di Espinal e calcio di punizione che sta per battere Pinardi, concitato finale dunque al Silvio Piola, con il Vicenza che rimane in 10 per l'espulsione di Lo, appena entrato Pinardi, Espinal, palla buona per Giacomelli, insiste Giacomelli, non passa il primo cross, prova ancora Giacomelli, è solo angolo quello conquistato da Giacomelli al 43esimo del secondo tempo. È salito Padalino, è salito Castiglia con lo spiovente, Valentini con i pugni, palla fuori area, Padalino, Iemmello, ora Iemmello appena entrato, fallo di Giacomelli, calcio di punizione in favore della Pro Vercelli, entrato sul nuovo arrivato Iemmello, Giacomelli, calcio di punizione in favore della Pro, lo sta per battere il portiere Alex Valentini. A saltare proprio Iemmello, Tiribocchi anticipato dal colpo di testa di Camisa, Pinardi, Semioli arriva però per il break Cancellotti, si scontra con Padalino, non c'è fallo, c'è rimessa laterale per il Vicenza, prova gli ultimi assalti la squadra di Roberto Breda per evitare la sconfitta che interromperebbe una serie positiva di 3 partite, l'ultimo KO con il Lanciano il 3 novembre 1-0 al Menti, poi 5 punti in 3 partite, il 2-2 di Cittadella, la vittoria interna sul Novara per 2-1, lo 0-0 di Ascoli, intervento in scivolata che manda il pallone fuori da parte di Brighenti, rimessa laterale sta per effettuare Bencivenga, Rosso è stato fermato, guadagna un altro calcio di punizione, siamo nell'ultimo minuto del secondo tempo, tra poco segnalazione del quarto uomo per il recupero, Iemmello, prova Iemmello, la parata a terra di Pinsoglio, fatto notare subito per vivacità Pietro Iemmello, attaccante ventenne appena entrato, Semioli, Pinardi, lo scatto di Giacomelli non ce l'ha fatta a tenere il pallone in campo, sono mancati tanto i collegamenti fra centrocampo e attacco al Vicenza stasera, è stata una prestazione decisamente sottotono quella della squadra di Breda, soprattutto in considerazione delle individualità ricche di esperienza e anche di capacità tecniche, pensiamo naturalmente a Semioli, a Pinardi, a Padalino, a Nicolas Gianni, allo stesso Plasmati, naturalmente si è fatto male subito Malongà e questo è stato un grosso problema per Breda, però il Vicenza fa registrare passo indietro sul piano del gioco rispetto alle ultime partite. Pinardi, 4 minuti di recupero, Padalino attacca, lo mette giù Iemmello, non c'è fallo, alla fine arriva la segnalazione dell'arbitro che dà la punizione alla Pro Vercelli, ha trattenuto il pallone irregolarmente il numero 29, lo svizzero Padalino, e quindi è stato punito. Abbiamo rivisto l'azione, sta per battere Valentini, palla lunga verso Tiribocchi, prova a scattare Tiribocchi, l'uscita di Pinsoglio ai confini della sua area di rigore. Di Matteo, ricordiamo Vicenza in 10, è stato espulso Lo, palla lunga, la ferma Scavone, altro grande protagonista di questa partita della Pro Vercelli. Cancellotti, se ne va Cancellotti in velocità, prova ad andarsene, viene fermato da Brighenti, c'è rimessa laterale in favore della squadra di Camolese. È rimessa, dice l'arbitro, non calcio di punizione,
fa sentire Giancarlo Camolese vicino a una vittoria che sarebbe importantissima per la sua Pro Vercelli. Cancellotti con le mani, Iemmello, la palla è fuori, Iemmello non è riuscito a provocare una deviazione, quindi rimessa per il Vicenza. Brighenti, Padalino, palla lunga di Brighenti, l'opposizione di Tiribocchi e l'intervento di Pinsoglio. Ancora Brighenti, siamo quasi a metà del recupero, altri 2 minuti, poco più da giocare. Salta Plasmati, alla fine Bencivenga ha messo fuori per la rimessa da parte di Padalino. Semioli, Padalino a mettere in area di rigore ancora per Plasmati, ha allontanato Ranellucci. Tiribocchi difende il pallone, ora Ranellucci, salta Fabiano e Spinal, la palla buona per Castiglia, contrastato da Scavone, ancora una possibilità per Iemmello in posizione di ala sinistra, se ne va Iemmello, sta arrivando Espinal, ancora Iemmello, si libera, palla sul sinistro, Iemmello respinta e poi palla sul fondo. Che occasione per Iemmello, si copre il volto con la maglia, aveva fatto tutto benissimo Iemmello, il dribbling, palla sul sinistro, calcia una prima volta e calcia una seconda sul fondo, poteva dare il colpo del KO alla partita. C'è ancora il Vicenza con Padalino, fallo di Iemmello, calcio di punizione, l'ultima opportunità per la squadra di Roberto Breda dopo che è stato graziato il Vicenza da Iemmello che poteva portare la Pro sul 3-1. Sta per battere Pinardi, tutti a saltare nell'area di rigore di Valentini, va Giacomelli, va Plasmati e arriva con grande sicurezza il portiere della Pro Vercelli Alex Valentini. Poco fa Iemmello dunque ha avuto la palla del 3-1, non l'ha sfruttata nel migliore dei modi. È pronto al rinvio Valentini, è cominciato l'ultimo minuto della partita al Silvio Piola, salta a vuoto Fabiano disturbato da Di Matteo, rimessa laterale in favore del Vicenza. Camisa, Brighenti, palla lunga di Brighenti, ancora a cercare Plasmati, prova a prolungare Plasmati, la palla resta lì, porta fuori Ranellucci. Semioli, Pinardi, ancora Pinardi, ancora uno spiovente, buono il rinvio al volo di Ranellucci, può ripartire ancora Tiribocchi, siamo davvero agli sgoccioli, ultimi secondi della partita, Tiribocchi prova ad andarsene ma scade in questo istante il recupero di 4 minuti e finisce qui al Silvio Piola. Ha vinto la Pro Vercelli per 2-1 dopo 4 sconfitte consecutive, torna alla vittoria la squadra di Camolese. L'ultimo successo il 30 ottobre, 1-0 allo Spezia, gol di Scaglia. Oggi è stata una vittoria meritata soprattutto per quello che la Pro Vercelli ha fatto nel primo tempo. Sorride Camolese, la Pro Vercelli sale a quota 14 e raggiunge il Lanciano e la Regina che sarà impegnata nel posticipo lunedì in casa contro il Crotone. Restano un po' staccate il Novara a 10 e il Grosseto a 8. Ci fermiamo qualche istante per il Super Spot. Fa festa Camolese con i suoi giocatori, dopo 4 sconfitte consecutive la Pro Vercelli torna a vincere, lo fa contro il Vicenza per 2-1, partita decisa nel primo tempo, i gol di Scavone, di Tiribocchi su calcio di rigore e quello di Giandonato che ha alimentato le illusioni del Vicenza regalano 3 punti pesanti alla Pro Vercelli che sale come detto a quota 14 insieme al Lanciano e alla Regina che giocherà nel posticipo di lunedì in casa contro il Crotone. Bella prova della Pro Vercelli, il Vicenza è stato troppo passivo nel primo tempo, quando ha provato a risvegliarsi dopo il gol di Giandonato che è stata comunque l'unica occasione vera creata dalla squadra di Breda, lo ha fatto in maniera troppo blanda e soprattutto senza accompagnare le azioni in attacco di Plasmati. Allo stadio Silvio Piola dunque Pro Vercelli 2, Vicenza 1 nel prossimo turno, sabato 8 dicembre alle 15, Grosseto Pro Vercelli e Vicenza Livorno. Grazie per averci seguito, il saluto da Vercelli di Massimo Tecca e buona continuazione con i programmi di Sky Sport.